unisci picciu, andiamo a fare la spesa. Ma che ne esce la figlia, trovava putia chiusa, chi da appena sui quazzabrullati in chiui. Io sapevo, mamma comunque, non ci voglio pensare, non ci voglio pensare. Non ci pensavo. Tale, mamma, vieni qua che picciotto che mi vuole maritare. Sì, vieni qua per parlare con te. Mi raccomando, ma non mi fare male a fiore. Piacere di conoscervi, bellezza mia. Oh. E chi poteva mancare? Se sono venuto qui in casa vostra è perché io amo pazzamente vostra figlia. E essendomi assicurato che anche lei mi ama, io senza perdere tempo vi chiedo se la voglio sposare. Oh, signore, questa vostra sollecitazione nel parlare mi riempie di gioia e di condoglianze. E io, come madre, non potremmo darle una risposta circoncisa. All'infuori di me c'è anche il padre, che sarebbe pure egli il suo genitore, ma sono sicura che anche lui, quando sentirà questa notizia, ne avrà molta giubilazione. E la ragazza avesse molta roba da portarle in dote, ma a causa delle troppe disgrazie capitanate al padre non tiene neanche il corriere. Perciò, come la vedete, va caricati. Nella nostra casa non trovate altro che buone viscere e dissonore? Ma Don Gioacchino, ma voi avete sentito? Sì, fece un bello riscosso, fece. Già, me ne sono accorto. Signora, io non voglio niente, voglio solo la mano di vostra figlia. E che ve ne facete solo la mano? Capi che mi pigliate tutta! Già, ma che avete capito? Io intendevo se voi e vostro marito acconsentite a questo fidanzamento. Ah, sì! Allora tu in essere umano a così parla pure con mio marito? Perfettamente, signora, ci vediamo domani. A domani! Mi raccomando, un po' i tassi nel ti mangiare se non mi offendo, Oh, va bene, signora. Don Gioacchino, ma voi ve ne andate? E come me ne vai? Io aspetto delle disgraziato. Ah, non vi preoccupate, quanto vi devono dare, bellezza mia? 5 mesi d'affitto, bellezza mia. Non vi preoccupate, domani vi pago io, bellezza mia. Parola d'onore? Va bene. Donna Concetta, statemi bene e salutatemi tanto a Don Pasquale. No, Gioacchino, ma che è? Che vi pigliò? O dovete aspettare più a mio marito per finire tutta premura che aveva, perché vi sentite male? No, non ci fa niente, non vi preoccupate, tornerò fra qualche giorno. Fra qualche settimana tornerò. Fra qualche mese. Un mese? Arrivederci, donna Concetta, statemi bene. Io? Arrivederci, bellezza mia, e buon appetito, buon appetito. Grazie. Buon appetito, buon appetito. Ma chi sto sbotte pure? Ma vuoi dire che... Ma per te mangi che ci avessi dato un pugno da funcia, che ce l'avesse fatta diventare funcia come un poeta. Ma vuoi dire che un cennista speranza di mangiare? E mi dici buon appetito, buon appetito. Ma comunque assolutamente non ci voglio pensare. Assai Mamma, dimmi una cosa. Come ti passi sto picciotto? Simpatico, figlia mia, ma poi basta che tendinesci sta miseria. Don Gioacchino mi risica, è figlio di uno ricchissimo. Ma speriamo, signoruzzo, che fosse vero e che avesse intenzione serio, signorino. Acqua un cinnè? Mi pare che l'avete visto, che un cinnè. Che fa uno sapito ne che messa? E deve la pigliare no pozzo. Io saccio che misa, ma io a ieri ne va a tirare giccate e tu fetto se la consiavocio, manco a pazienza ripigliare in un cato. E io sì tunnaio, io per mia può fare i felini, perché io qua non mi muovo. Ah, sì? Ah, così vi pensate? E allora sapete che vi dico? Senza acqua sogno io e senza acqua arrestate voce. Io sì tunnaio. Ah, che bell'aria fresca! Un violino che viene da questa fettosa di mio marito felice e mi voglio ir a accattare 1 chilo di carne, mezzo chilo di salsiccia e rolligio di vino. Ah, e mi ricreare la vita a mangiare, me saziare tutta. Mamma, ora appena venuto papà, andiamo a fare per un'altra spesa. Andiamo a accattare 10 kg di carne maiale. Una gattata risalta per farla all'inguato e ne mangiamo tutte cose.
alla faccia di connave mia! Da fino a dire il pezzo di scioccolata che siamo! Ah, chi stai dicendo papà? Che bello, ora si mangia. Finalmente papà, tu sto caso può arrabbiare. Io stavo morendo, ropetetto. Dai, papà, sentami, esci picciolo, che mi chiede a fare la spesa, ma gli accattare. Cicchila, ricanne maiale, una cattata risaida per fare la linguata e ne mangiamo tutte cose. Amore, papà, esci picciolo. Ma che ne esci? Capi stamattina che io fuoriando come una sciombola e non ne ho tirato manco una lira sana. Niente. È proprio una giornataccia. Guarda qua, figlia. Ora i sangue so che si stanno morendo di fame. Allora, i veri che si galleggiano si suicidano. Papà, e ora come faceva? E hai fame? Tuo marito porti sempre belle notizie. Ma io non mi preoccupo per mia, ma per te picciuttetta di tua figlia. Ma io che ci posso fare? Morire che ci posso fare? Anzi, io chiedevo che tu in una casa mi faceva trovare, non lo so, qualche cosa da mangiare, una tiglia per il fondo. Assai ti poteva fare giovare la tiglia. Uno viri con arresto niente, uno viri. Allora vogliamo dire, giusto? Tu vedessi che una arresto niente. Potevi ir a fare un pegno, no? No, niente. Tu, madre e figlia, siete male organizzati. Ma che marito intelligente che hai? Cibo e ciovava potia chiusa. Ma poi tu non c'aveva che ir a fare un salazzo zutatò. Non c'eravamo un tempo, ci stava a pezzare di sangue sopra e morì. Non poteva muovere dopo che stavo giù. Papà, ma allora così non buscaste niente? Sì, la figlia, buscavo, rupugna, e dopo il paeseggi di parente che si stavano scegliendo potere di te. Oh, e meno male che posso scappare in tempo, perché se no mi chiede tu stasera addormentavo vedo. Magari. Mamma, ma vera che come si arriva? Sta venendo?